In risposta alle manifestazioni del 2 giugno, gli antimilitaristi hanno organizzato una contromanifestazione a Cagliari per protestare contro le servitù militari in Sardegna. Rossella Romano. Centinaia di manifestanti provenienti da diverse parti dell'isola per dire no alle basi militari e chiedere lo stop alle esercitazioni NATO in Sardegna. Un corteo colorato partito da Marina Piccola per concludersi in piazza dei 100.000. La mobilitazione è stata organizzata da Foras, l'assemblea composta da diversi comitati, collettivi, associazioni studentesche e realtà politiche indipendentiste, nata un anno fa, sempre in occasione della Festa della Repubblica, per contrastare uniti quella che loro definiscono l'occupazione militare della Sardegna. La contromanifestazione del 2 giugno è l'occasione per ribadire il loro dissenso alla presenza delle servitù militari, che comporta il loro sfruttamento per le esercitazioni e di conseguenza l'interdizione dei territori interessati e dei tratti di mare coinvolti, come è avvenuto per l'ultima grande esercitazione Mare Aperto 2017. Il comitato ha organizzato un'intera giornata di mobilitazione con un concerto nel pomeriggio sul Colle San Michele con l'intervento di artisti a sostegno di Aforas e che hanno condiviso l'appello. Questa è una festa che noi opponiamo alla Festa della Repubblica perché non abbiamo nulla da festeggiare rispetto a una festa che festeggia uno Stato che noi percepiamo come invasore per quanto riguarda le basi militari. Siamo assolutamente sottomessi da quel punto di vista e non possiamo accettare che si continui a occupare la Sardegna, i territori della Sardegna con le basi militari. Ci sarà stasera il concerto, oltre al corteo di stamattina, ci sarà spazio per i dibattiti nelle prossime assemblee. Noi stiamo proponendo altre idee, altre alternative alle basi militari e oggi siamo in piazza per farci sentire, per far vedere che l'alternativa c'è.